Anche 2 comuni della Riviera tra i 158 borghi felici individuati dalla speciale classifica stilata dal Sole 24 Ore. Al primo posto tra i comuni veneziani, Dolo conquista un lusinghiero 62esimo piazzamento nazionale, 20esimo in regione. Milano si piazza al 77esimo posto, 23esimo a livello veneto. Benessere economico, ma anche indici come sicurezza, partecipazione alla vita politica, rapporti sociali tra gli indicatori esaminati. Super lavoro in comune a Dolo dall'8 luglio. Il tornado che ha colpito la Riviera qui ha lasciato segni evidenti. Il tornado è stato un evento che è stato catastrofico e ci ha creato non pochi problemi, ma c'è un lato positivo, ovvero sia che si è considerata una comunità, si è riscoperta una comunità. I risarcimenti ai cittadini tra le principali preoccupazioni dell'amministrazione che sulla classifica. Portiamo avanti ancora dei risultati che sono stati di fatto seminati nel passato. La notizia che siamo al 20° posto ci dà speranza per riuscire ad arrivare sotto il podio, perché questo è l'obiettivo. Gli fanno eco i cittadini. È abbastanza tranquillo, potrebbe essere un po' più vivo. Molto bene, io ho 70 anni, ho sempre abitato a Dolo, sono andato via per 10 anni, a dire la verità, ma sono ritornato. Viabilità verde e la salvaguardia dell'ospedale tra gli impegni del sindaco. Da Dolo a Milano, dove il comune ha il lavoro per rivalorizzare i luoghi che furono di Gian Domenico Tiepolo, e il 77esimo posto nazionale migliora di alcune posizioni, quello conquistato nel 2014. C'è un centro e c'è una comunità e credo queste siano le cose che piacciono anche ai tanti che scelgono così di passare un po' di ore del loro tempo libero a Milano. Poi abbiamo cercato negli anni di preservare, nonostante i tagli, almeno un elevato livello di investimento per quanto riguarda le politiche sociali. Divisi tra entusiasti e contenti, con riserve ai cittadini. Mi piace perché proprio che per far passeggiate poi c'è abbastanza di verde, quindi per me sì. Che cosa migliorerebbe se potesse? Beh, guarda, le piste ciclabili. Ci chiudono le strade tutte le sere, che non vale la pena. E dopo è un po' cambiata, un po' trascurata. Il resto si sta bene.